questo momento siamo all'interno del Garden Center della cooperativa Il Germoglio, una cooperativa sociale di Salzano, in provincia di Venezia, che occupa 90 persone e che come attività prevalenti ha quella della manutenzione e realizzazione di opere a verde, costruzione piscine e appunto gestione di un Garden Center di proprietà della cooperativa stessa. È una cooperativa sociale, quindi una cooperativa che ha come scopo primario quello di fare inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi persone che hanno delle difficoltà, nel nostro caso di tipo psichico, psichiatrico e fisico. Queste persone, già solo il fatto di uscire da casa, trovare qualcuno che si occupa di loro, passare una giornata relazionandosi con altre persone e non ultimo dando un proprio contributo lavorativo che fa sì che alla fine ti crei anche un'autonomia economica, è una, credo, fase di recupero, di soddisfazione, di valorizzazione della propria vita non indifferente. Allora, gli inserimenti lavorativi noi vogliamo che siano in qualche modo realizzati sempre in collaborazione con l'ente pubblico. Quindi il nostro rapporto prevalentemente è con il SIL di riferimento e questo lo facciamo, uno, per evitare che vengano inserite persone che non hanno propriamente le caratteristiche per poter migliorare la propria qualità di vita, ma che questo venga misurato da persone esperte del settore che fanno questo del mestiere. La seconda perché ci aiuta moltissimo a gestire le criticità. Siamo riusciti a realizzare un garden che è stato premiato come il più performante d'Italia nel 2012 e come settore piscine siamo concessionari di uno dei marchi più famosi, quello che fa le piscine per le Olimpiadi e i campionati del mondo, e siamo tra i 20 concessionari d'Italia più performanti. Nel settore del giardinaggio abbiamo tutte le certificazioni per fare lavori di qualsiasi entità per ente pubblico o privati, eccetera. Attualmente occupiamo 90 persone, dei quali 23 sono svantaggiati. Confcooperative da sempre è un'organizzazione che ha scelto di lavorare accanto alla cooperazione sociale per poter rispondere alle sfide sociali che sono sempre più crescenti nel nostro Paese. Confcooperative infatti affianca tutte quelle donne e quegli uomini che ogni giorno vogliono dare una risposta di crescita, sviluppo, occupazione e progresso per il nostro Paese. C'è uno stimolo incredibile al voler pensare al futuro e a far sì che questo sia un posto di lavoro dove ciascuno di noi si trova nel miglior modo possibile.